Riapertura delle scuole, Zaia chiede che ad esprimersi sia il CTS, intanto cresce l'indice RT in Veneto da 0,60 a 0,92 verso il sì di AIFA per la dose unica di vaccino ai guariti dal Covid. Festa di carnevale extrascolastica a causa focolaio a scuola di Fara di Soligo, già 26 positivi. Ed aggravare la situazione il fatto che diversi genitori non hanno dato il consenso per il tampone. Nessun Veneto tra i nuovi sottosegretari del governo Draghi, amarezza e delusione nel PD che esce dalla stanza dei bottoni, persi 3 sottosegretari e nessun ministro. È drammatica la situazione industriale in sinistra Piave. Dopo la CC esplode il caso dell'Ideal Standard, durissimo il commento dell'assessore Donazzan, il Mise batta un colpo. Dopo i bonus 600 euro costato la candidatura a 3 consiglieri regionali, scoppia il caso del bonus centri estivi alla senatrice Fregolente, nuova bufera nella Lega Trevigiana. Eroina e cocaina vendute a giovanissimi clienti. La squadra mobile di Padova ha stroncato un traffico di droga gestito da albanesi e magrebini, sequestrati 47 kg di stupefacente. Improvviso anticipo della primavera con temperature molto al di sopra della media, superati 24 gradi nella Marca, i parchi delle città venete si riempiono di gente. Buongiorno, ben ritrovati. 2 le notizie in apertura di questa edizione regionale dei nostri notiziari. La prima, che sarebbe pronto, secondo quanto si apprende, il parere dell'Agenzia Italiana del Farmaco, con il quale l'agenzia darebbe il via libera alla possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino ai soggetti che hanno già contratto il coronavirus, così come richiesto alcuni giorni fa dallo stesso governatore Luca Zaia. E poi il presidente che chiede al CTS di dare una linea univoca per quanto riguarda l'apertura oppure la chiusura delle scuole. Facciamo il punto con il servizio di apertura. Ho chiesto ufficialmente, questo lo potete scrivere senza problemi, che il CTS si esprima formalmente, pubblicamente, e quindi ci renda note le sue determinazioni rispetto all'apertura delle scuole. L'ordinanza che prorogava la chiusura delle scuole fino al 31 gennaio rinviando l'apertura rispetto alle altre regioni era stata una delle più contestate. Oggi, anche alla luce di quelle contestazioni, il presidente Zaia ribadisce la necessità di un intervento del CTS. I dati, con 1.304 positivi su 47.356 tamponi, confermano un Veneto in piena zona gialla, ma la percentuale dell'incidenza del contagio è raddoppiata negli ultimi giorni. Siamo passati da 600 positivi al giorno a 1.300 se guardate con attenzione. Nel giorno del vertice Stato-Regioni il Veneto invoca ragionevolezza nelle misure. Abbiamo posto una questione: il ristorante, se è vero che non è pericoloso a mezzogiorno, dovete spiegare per quale motivo non si apre la sera, pur rispettando il coprifuoco. Priorità nella comunicazione delle decisioni, tempestività e una nuova campagna di sensibilizzazione della popolazione. Zaia torna anche sulla questione dei tamponi fai da te. Penso che un ristorante col fai da te rispetto a un ristorante senza fai da te sia meglio il ristorante col fai da te. Sto parlando del test. Cosa che accade in giro per l'Europa e nel mondo. E notizia di oggi, il governo ha già fatto seguito alla proposta di Zaia di inoculare vaccino su più persone possibili, almeno con una prima dose, rinviando piuttosto la seconda somministrazione a chi ha già avuto il coronavirus. Il ministro Speranza ha dato seguito all'input delle regioni, affidando già ad AIFA un primo parere su questo. L'ultimo passaggio è per la ripartenza. In un Veneto martoriato da un anno di pandemia, al di là dei ristori, l'auspicio è che il governo utilizzi i soldi del Recovery Fund come una sorta di safety car che rimette in gara tutte le auto come se fossero di nuovo ai blocchi di partenza. Arriva il Recovery Fund e inietta, fa il pieno a tutte le auto, dice fino adesso non avevate una corsa normale e c'è stato un problema, adesso ripartite. Sono le nostre aziende le auto, no? E quindi io spero che Draghi utilizzi il Recovery Fund per far questo. Facciamo il punto sui vaccini. In Veneto sono 110.000 le persone che hanno completato il percorso vaccinale, quasi 200.000 coloro che hanno ricevuto la prima dose. Ecco il cronoprogramma, che comprende a breve anche tutte le persone con comorbidità. Sono quasi 110.000 le persone che in Veneto hanno ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid, più di 197.000 quelle che hanno avuto la somministrazione di almeno una dose. Al momento, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate più di 307.000 dosi. Le ULSS di Treviso e Padova da sole ne hanno fatte oltre 100.000. Dalla sede della Protezione Civile di Marghera, l'assessore regionale alla Sanità Emanuela Lanzarin ha ricordato i punti del cronoprogramma.
Il 15 di febbraio hanno iniziato le aziende con la Corte del 1941. Il 22 febbraio, quindi questo lunedì, con la Corte del 1940. Lunedì prossimo, 1 marzo, si inizierà con quella del 39 e poi raggrupperanno le corti. E questo quindi per i vaccini Moderna e Pfizer. Contemporaneamente è iniziata con AstraZeneca la vaccinazione del personale scolastico. Prima le scuole dell'infanzia, il segmento 0-6 anni, da lunedì anche tutte le altre scuole di ordine e grado. In alcune aziende sanitarie venete è iniziata inoltre anche la vaccinazione di forze dell'ordine ed esercito. Alcuni corpi delle forze dell'ordine sono autonome dal punto di vista sanitario e quindi noi consegniamo il vaccino a loro e poi sono loro che lo iniettano alle proprie forze dell'ordine, insomma ai propri corpi. In parallelo agli over 80 ci sono poi le vaccinazioni per le persone che presentano patologie gravi, tra cui 20.000 oncologici e 5.000 trapiantati. I primi che sono gli oncologici, i trapiantati e la fibrosi cistica, però il piano nazionale ci sono anche molte altre patologie, quindi poi andremo subito con queste persone insomma, che hanno diverse, insomma, dal diabete piuttosto che problemi cardiocircolatori, cardiovascolari eccetera, quindi di questo tipo e poi però dovremo capire anche a livello dei servizi essenziali con quali categorie andremo avanti. Ora andiamo nella Marca trevigiana dove l'indice di contagio ha superato l'1. A Soligo c'è stato il primo focolaio all'interno di una scuola causato, racconta il direttore Benazzi, da una festa di carnevale e poi molti genitori che hanno rifiutato di dare il consenso per far fare il tampone ai loro figli. E la verità è che la cosa che stona è che mi risulta che non vogliono fare il tampone, però dopo qualche genitore ha pensato bene, ed ecco poi la fonte del contagio, di far fare ai propri figli una festa di carnevale, ovviamente non in classe, a casa di qualcuno, a organizzare questa festa e da là è partito il focolaio. Una festa di carnevale solo apparentemente innocua è all'origine del focolaio che si è sviluppato alle elementari Ancillotto di Soligo e che da giorni sta tenendo con il fiato sospeso un'intera comunità. E questo mentre i numeri del contagio si aggiornano con 2 nuove positività tra il personale scolastico, in totale quindi 20 alunni e 4 insegnanti su 140 tamponi, 15 poi bambini che a Soligo non hanno potuto effettuare il tampone a causa del rifiuto da parte dei genitori. E in questo caso qua chiaramente abbiamo dovuto mettere anche in quarantena le famiglie, perché non possiamo permetterci che possa chiaramente uno dei familiari magari che risulta positivo perché il ragazzo non ha voluto fare il tampone, che poi possa questo essere strumento di ulteriori cluster. In tutto questo c'è però una notizia confortante. Non ho segnali dal dottor Rigoli che ci sia assolutamente la variante inglese. Ma il fronte scolastico più in generale a preoccupare la direzione dell'ULSS 2, 78 le classi con provvedimenti in atto in tutta la Marca, 32 in quarantena e 46 in monitoraggio, il trend in crescita e lo si vede dal famigerato R-T. Evidentemente causa certi comportamenti, l'R con T, che è l'indice che fa capire quanto importante sia averlo basso per non avere contagi, è passato dallo 0,6 di esattamente 20 giorni fa, oggi siamo all'1,03, quindi significa che sta crescendo in modo importante. Insomma, occorre fare di tutto per evitare un altro passo indietro, quindi ulteriori restrizioni, l'appello anche ai genitori è diretto. Evitate di fare feste, di fare assembramenti, utilizzate la mascherina, spiegatelo anche ai vostri figli e soprattutto dateci la possibilità di fare i tamponi, perché è l'unico mezzo per isolare, ovviamente, tracciare e verificare che si creino altri cluster, cioè altri focolai. Tra le 15 scuole superiori del Veneto scelte come scuole sentinella c'è anche l'Istituto Scalcerle di Padova che ci ha aperto le porte. 1628 studenti, 160 docenti, 7 sezioni di liceo linguistico, 3 di istituto tecnico per la chimica, materiali e biotecnologie, con 2 indirizzi al triennio, tra cui quello sanitario. È questa una delle 3 scuole sentinelle della provincia di Padova. Una grande opportunità, spiega il dirigente scolastico Giancarlo Pretto. Il progetto prevede un monitoraggio sulla nostra popolazione e in questo momento avere la certezza o comunque una maggior frequenza di test è un elemento di sicurezza. Il secondo invece è legato alla natura della scuola e anche delle altre scuole coinvolte nel progetto, cioè nel nostro corso di studi una parte del nostro istituto
è impegnato a capire che cosa sia nel versante sanitario proprio stare nel laboratorio, analizzare i campioni, fare indagini epidemiologiche. Nonostante le limitazioni previste dal DPCM, ogni giorno in questo istituto, nato 150 anni fa dalle ultime volontà di un garibaldino padovano, Pietro Scalcerle, entrano 800 studenti e un centinaio tra docenti e operatori scolastici. Una scuola che in 6 mesi ha gestito una ventina di contagi da coronavirus e nessun cluster. Per il monitoraggio già compiuti i primi atti formali a partire dalla delibera approvata dal Consiglio d'Istituto. In questo momento la scuola sta raccogliendo il consenso informato da parte delle famiglie dei 1600 studenti che entreranno in una sorta di grande laboratorio e potranno fare un tirocinio direttamente su se stessi. La vostra scuola diventa un grande laboratorio? Diventa un grande laboratorio, speriamo, non solo pratico, cosa importantissima per un tecnico, ma abbiamo anche l'assicurazione da parte dell'Università di Padova che verranno svolti delle lezioni per spiegare meglio in che cosa consista l'operazione di monitoraggio, che tipo di dati verranno estratti e verranno consegnati in forma aggregata a noi stessi e ai nostri studenti perché li utilizzino per studiare. Restiamo a Padova, entriamo in azienda ospedaliera per fare il punto sull'aumento delle terapie intensive e dei ricoveri. In questo momento abbiamo 2 terapie intensive, noi come terapia intensiva con i box isolati e la Terlistar 3 come altra terapia intensiva dedicata ai pazienti Covid. Questa è la situazione attuale della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. In caso di nuovi ricoveri, l'ospedale è pronto a riconvertire la rianimazione centrale, ma si spera non si debba arrivare a tanto. Preoccupa il nuovo aumento di contagi dopo quasi 2 mesi di costante decrescita. In ospedale adesso arrivano pazienti gravi che vengono direttamente trasferiti in terapia intensiva. Abbiamo avuto un piccolo incremento da questo fine settimana in poi, però diciamo non c'è stata francamente una grande riaccensione per quanto riguarda i numeri. Abbiamo accolto di nuovo dei pazienti critici, alcuni che sono arrivati dopo pochissimo tempo, che abbiamo preso in terapia intensiva dopo pochissimo tempo dal ricovero ospedaliero, quindi sono arrivati già critici dal territorio. Ne abbiamo presi 4 da domenica in poi. Le varianti del virus potrebbero portare i pazienti a reinfettarsi. Episodi di questo tipo purtroppo sono già accaduti. È probabile, è possibile che ci possono essere delle reinfezioni, sono descritti, sono dei casi abbastanza rari, però è possibile. Per quanto riguarda noi in rianimazione non abbiamo ancora osservato fenomeni del genere. L'unica soluzione al momento restano i vaccini. Il vaccino è l'arma migliore che abbiamo per controllare diciamo, il problema all'origine, quindi deve essere sicuramente impiegata come in tal senso, perché alternative di terapia altrimenti eziologiche, cioè che riescono a controllare l'infezione e a renderla diciamo innocua, non ce ne sono altre oltre al vaccino. La politica con i nuovi sottosegretari del governo, c'è tanta delusione in Veneto, soprattutto in casa PD, che perde 3 sottosegretari. Sentiamo il segretario veneto Bisatto. Rimangono fuori dalla stanza dei bottoni i veneti, ma i più delusi però sono gli elettori del Partito Democratico che con il Conte bis erano ampiamente rappresentati con gli incarichi di Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Achille Variati agli interni, Pierpaolo Baretta all'economia. PD dunque a bocca asciutta, amareggiato ma pronto a far sentire la propria voce a Roma, come conferma il segretario veneto Alessandro Bisatto. È totalmente poco giustificabile che non ci sia comunque nessuna rappresentante del Partito Democratico del Veneto, visto che avevamo 3 sottosegretari uscenti e quindi, come avevamo auspicato in una lettera scritta condivisa con tutta la direzione regionale, ci saremmo aspettati almeno un componente veneto o una componente. Va aperta una riflessione interna al partito a livello veneto e ribadiremo nelle sedi opportune che facendo così il partito del Veneto è sempre più destinato a non avere ruolo in questa regione.
Il rammarico per l'assenza, politicamente rilevante, di esponenti del PD nel governo in rappresentanza di un territorio importante come il Nord-Est prescinde dalla mia persona, ha scritto in mattinata Pierpaolo Baretta. Per parte mia, ha aggiunto, ho cercato sempre di assolvere i miei doveri con il massimo della dedizione e delle mie possibilità. Nel gioco degli equilibri, delle larghissime intese, il PD dunque esce acciaccato, ma nel concreto, spiega Bisatto, al di là dei nomi e dei simboli a perderci saranno i cittadini, per i quali i rappresentanti veneti stavano portando avanti dei progetti. Achille Variati era sottosegretario agli interni e con una delega specifica agli enti locali stava lavorando al testo unico degli enti locali, quindi lì è un lavoro a metà che ci dispiace non possa essere portato a termine. Lascio con un solo rimpianto, ha detto in serata proprio il vicentino Variati, non aver potuto completare la riforma degli enti locali attesa da 20 anni che ho avviato e che oggi è necessaria per garantire la modernizzazione e semplificazione del funzionamento di comuni e province. Delusione anche in casa Lega e Movimento 5 Stelle con i nomi di Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, e Francesca Businarolo, che ieri sono girati a più riprese ma che poi non hanno trovato conferma. Il Veneto è la sfida delle infrastrutture, forum di Confindustria Veneto oggi, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale De Berti, che in quell'occasione ha detto il piano regionale per i trasporti non sia un mero elenco di infrastrutture, se no va a finire che tutti gli interlocutori chiedono interventi per la propria area. Per l'assessore in Veneto ci sono troppi sindaci, ci sono più di 560 comuni, la maggior parte dei quali ha meno di 3.000 abitanti. È una problematica che pongo come opinione personale. Il presidente Carraro ha sottolineato la necessità di rivedere il piano delle infrastrutture regionali. La pandemia, ha detto, ha cambiato gli scenari e la mobilità. Nell'elenco proposto dall'imprenditore veneto ci sono opere imprescindibili come il collegamento, la necessità di migliorare i collegamenti tra aeroporti, la rete regionale del trasporto ferroviario, il prolungamento nord della A31, il collegamento dell'autostrada A27 alle Magne, indispensabile secondo gli imprenditori anche per le prossime Olimpiadi. Ed ora continuiamo a parlare di lavoro perché è drammatica la situazione industriale in sinistra Piave. Dopo ACC ancora in balia delle scelte dell'Europa, il tema è quello di Ideal Standard. Abbiamo sentito l'assessore Donazzan. I noti vengono al pettine per ACC e Ideal Standard, due realtà strategicamente rilevanti per i settori di competenza. La situazione si sta facendo pesante. L'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan non fa sconti. Nodi che vengono al pettine di una situazione che però ha una matrice dietro, è quella di una mancanza di politiche industriali dell'Italia per l'Italia. Il caso Ideal Standard sta sul tavolo regionale da 15 anni ed è seguito di concerto con il sindacato. Urge la presentazione di un piano industriale che l'azienda continua a nascondere mentre sposta pezzi di produzione all'estero. Quest'ultimo momento vede una preoccupazione forte che è condivisa da noi, da parte del sindacato con cui ovviamente sono in pieno contatto, perché alle parole rassicuranti di Ideal Standard non stiamo vedendo i fatti. Chiediamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ci convochi urgentemente. Noi vogliamo che Ideal Standard si prenda degli impegni, li onori siano vincolanti. E intanto domani per i lavoratori dello stabilimento di Trechiana sarà sciopero, il primo di una lunga serie proclamata dai sindacati dopo le drammatiche assemblee di ieri. Al Mise, dove da pochi giorni si è insediato il neo ministro Giancarlo Giorgetti, è arrivata la lettera appello che il sindaco di Borgo Valbelluna e il presidente della provincia hanno scritto per ACC. Insieme si può fare di più e meglio, dice Donazzan. Però questo insieme ha bisogno di un Ministero dello Sviluppo Economico presente, che risponda, e noi non abbiamo il privilegio del tempo. Oggi ACC è legata ad una scadenza che è quella della finanza. C'è lavoro, perché Castro è riuscito a mantenere i rapporti con i clienti, che sono la cosa più importante, ci sono le commesse, ma dall'altra parte abbiamo esaurito le forze finanziarie. Dico abbiamo, perché ACC è la nostra fabbrica. Severo il giudizio dell'assessore regionale al lavoro sul tempo perso in questi anni dal governo italiano. La domanda è dov'è l'Italia, cioè dov'è il governo italiano? Oltre a trovare le soluzioni vincolanti presso il Mise, il governo italiano deve avere la forza di portare l'interesse nazionale sui tavoli europei. Io credo che a questo deve servire un personaggio come Draghi, altrimenti mi chiedo che cosa serva avere fatto scelte anche dolorose, anche difficili da spiegare e poi non avere risultati.
Andiamo a Sernaglia della Battaglia, dove scoppia il caso Fregolente, la senatrice leghista che ha chiesto e ottenuto, seppur legittimamente, il bonus per i centri estivi del Figlioletto. Sentiamo il commissario della Lega Nord e il sindaco di Sernaglia. La senatrice Sonia Fregolente liquida la vicenda con un non ho nulla da dire, ma il caso del bonus comunale per il sostegno al pagamento dei centri estivi di cui la senatrice leghista ha beneficiato quest'estate è destinato a diventare la nuova patata bollente per il Carroccio, dopo il caso dei 3 consiglieri leghisti Barbisan, Forcolin e Montagnoli che richiesero attraverso il commercialista e ottennero il bonus di 600 euro del governo. Il caso Fregolente ha scosso anche la comunità di Sernaglia che la senatrice ha guidato come sindaco. Forse quei soldi dovevano essere a qualcun altro che forse ne ha più bisogno, anche se la cosa, come dice lei, è legale, insomma. E dovrei fare una colletta e aiutarlo un po', insomma, secondo me. Scusa, quando c'è una persona in difficoltà non viene aiutata, vuol dire che la popolazione non partecipa, secondo me. Sbaglierò. Mi fa pena. La maggior parte non si esprime, in pochi erano a conoscenza del bonus messo a disposizione dal comune, tanto che soltanto 7 famiglie ne hanno beneficiato. E benché la cifra ottenuta non sia alta, 240 euro appena, nel gesto passibile di denuncia alcuna, perché il bonus era destinato a tutti senza distinzione di ISEE, in casa Lega c'è un po' di imbarazzo. Il commissario Boff ritiene doveroso confrontarsi con i vertici regionali. Ovviamente parliamo di una persona che non ha commesso nessun reato. Stavamo parlando di un bando, poi sui ragionamenti di opportunità appunto adesso sentirò anche appunto i vertici di partito, cercherò di confrontarmi anche con Sonia per capire, cioè è una collega che ci conosciamo da tanti anni, dell'esperienza amministrativa da sindaci e quindi voglio anche capire bene la natura dei fatti. Obiettivo dice fare chiarezza, gesto inopportuno ma va verificato. Richiesta legittima invece per Mirko Villanova, sindaco di Sernaglia. Sul fatto di opportuno o meno credo che ognuno agisce secondo la propria coscienza e null'altro, quindi se si sentiva di partecipare lo ha fatto e ripeto in modo legittimo. Eroina e cocaina vendute a giovanissimi. La squadra mobile di Padova ha stroncato un traffico di droga gestito da albanesi e magrebini. Vediamo. In 3 mesi, da luglio ad ottobre, sono riusciti a spacciare 47 kg di eroina e cocaina, un volume di affari che supera i 260.000 euro. La squadra mobile di Padova ha stroncato un florido traffico di stupefacenti gestito da un'organizzazione composta da albanesi e tunisini. Nell'ultimo blitz 9 persone sono state sottoposte a misura cautelare, 14 indagate. Tutto era iniziato ad ottobre, quando durante un controllo stradale in via Turazza a Padova era stato fermato un 43enne albanese, Indrit Memai. Controllando il vano portaoggetti sotto il sedile del passeggero, i poliziotti avevano trovato un paio di calzini con all'interno degli involucri contenenti 7,5 etti di eroina caramellata e delle chiavi che aprivano una casa a Bosaro nel Rodigino adibita a raffineria della droga. Le indagini poi hanno portato a ricostruire la filiera dello stupefacente. La banda infatti era formata da 3 livelli, ognuno con un ruolo preciso. Gli albanesi erano i trafficanti che portavano la cocaina e l'eroina in Italia, mentre i pusher magrebini la spacciavano a Padova, soprattutto nel quartiere di Mortise. In mezzo una coppia di padovani che facevano da tramite, prelevando la droga dagli albanesi e consegnandola alla banda di tunisini, capitanata da Jamel Cebbi di Cavarzare, detto Michael Jackson per la somiglianza con il re del pop, un personaggio scaltro nella gestione dei tantissimi clienti della piazza padovana. Ha sempre vissuto nell'ombra, non ha mai operato direttamente, non ha mai ricevuto personalmente o consegnato sostanze stupefacenti, ha semplicemente demandato agli altri e ha assunto la figura di vero regista dell'intera attività. A rendere competitiva l'organizzazione criminale era il prezzo applicato alla droga, in particolare all'eroina, il cui costo in questi mesi è crollato a causa della maggiore quantità immessa nel mercato. Il calo del prezzo della singola dose fa sì che il mercato della droga venga completamente ampliata anche ai giovani, addirittura anche ai giovanissimi. Una piccola quantità costa dai 7-10 euro e in alcuni casi anche 5 euro. L'eroina caramellata purtroppo è molto conosciuta tra i giovanissimi perché viene inalata, ha un gusto più gradevole, ma questo non significa che sia meno pericolosa, anzi crea fin da subito una forte dipendenza. Ha sede a Cittadella l'ONG Incontro fra i popoli, attiva in alcuni stati africani tra cui il Congo. Il suo presidente Leopoldo Rebellato il 1° aprile avrebbe dovuto incontrare l'ambasciatore Luca Attanasio. Dovevo effettivamente incontrare
Luca Attanasio, il nostro meraviglioso ambasciatore a Kinshasa tra qualche giorno, perché la nostra associazione opera nel Congo già da 30 anni e lui, da quando è diventato appunto ambasciatore, ci ha segnalato, ci ha aiutato, ci ha incoraggiato, ha voluto conoscerci a fondo ed è stato molto bello il rapporto con lui, un uomo veramente corretto, un uomo lodevole come persona, come papà e come ambasciatore. Il ricordo di Luca Attanasio è vivo nelle parole di Leopoldo Rebellato, presidente dell'ONG Incontro fra i Popoli, che il 1° aprile doveva volare in Congo per incontrarlo e presentargli nuovi progetti di sostegno a bambini e ragazzi di strada. A Roma funerali di Stato per Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci. A Cittadella, dove è nato padre Franco Bordignon, missionario severiano, in Congo da quasi 50 anni, una delle ultime persone ad aver visto Attanasio in vita, domenica si piange una persona di grande sensibilità. Attanasio aveva questa caratteristica: diffondere l'italianità, non solo commercio eccetera, ma anche lo spirito vero, lo spirito di solidarietà che animava lui come persona, la sua famiglia e ci sosteneva anche noi. Cambiamo decisamente argomento, pare davvero che la primavera sia arrivata, anche se non è del tutto così. Nella Marca fino ai 24 gradi raggiunti ieri, temperature assolutamente gradevoli. A Mestre il parco pubblico di San Giuliano si è subito riempito di tantissime persone. Temperature in forte rialzo, 20 gradi e più, per un'improvvisa anticipazione di primavera. A Venezia, come in altre località del Veneto, non occorre certo scomodare il classico dibattito sull'esistenza o meno delle mezze stagioni per affermare che ci si trova davanti ad un fenomeno quantomeno curioso. È febbraio, ma sembra di essere perlomeno già ad aprile e dalle prime ore della giornata il parco di San Giuliano si è immediatamente affollato di tantissimi mestrini. Lei viene spesso qui a San Giuliano oppure ha approfittato? Ovviamente, ogni tanto, sì. Adesso ha visto com'era il tempo per cui ha deciso di venire. Esatto, si sta benissimo. Ultimamente si passa da una stagione all'altra, anche se in questo caso, quest'ultimo anno, pare di sì. Ma è contenta che faccia così caldo? Sì, assolutamente sì. Non ha nostalgia dell'inverno? Assolutamente, anche se è stato un inverno non rigido. Lo trovo un po' troppo assurdo, c'ho tutte le piante che stanno andando in fiore, poi hanno chiamato freddo di nuovo questa settimana, per cui non esistono più le famose mezze stagioni. Ho comprato l'altro giorno roba estiva e è già entrata in uso subito. Ma lei la roba invernale si fida a metterla in armadio? No, assolutamente no, proprio ancora. Però rispetto a qualche giorno fa ha dovuto cambiare abbigliamento forse? Infatti ho tolto la maglia stamattina perché sudava. Tra chi corre, chi passeggia da solo o in compagnia, chi porta a spasso il cane, si incontrano anche gli iscritti ad una palestra di box che, vista la chiusura delle strutture, si trovano per allenarsi all'aria aperta. Praticamente c'è una palestra alle sue spalle. Sì, è una palestra per amatori. Noi siamo alla Cipressina di solito, ma essendo chiusa rispettiamo tutte le regole stando qui fuori e cerchiamo di aiutare tutti quanti perché la situazione è un po' disastrosa a livello economico e anche questo secondo lockdown a livello mentale tanti hanno delle problematiche non indifferenti, però cerchiamo quello che possono, fanno un'offerta se fanno, se no li aiutiamo e basta. E questo per noi era l'ultimo servizio, vi lasciamo le previsioni del tempo, dopo di noi l'informazione che arriva dal territorio veneziano. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Esplode la primavera con l'anticiclone africano che garantisce tempo stabile e clima decisamente molto mite e gradevole per il periodo. Vediamo il dettaglio di venerdì 26 febbraio. Sul Veneto sarà una bella giornata, tuttavia nelle prime ore del mattino sarà possibile qualche foschia sulle pianure e nelle vallate alpine in diradamento con il passare delle ore, ma insomma il sole sarà dominante, cielo sereno o al massimo velato. Verso sera non si esclude ancora la formazione di qualche nebbia. Temperature piacevoli sopra la media stagionale, minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 18 gradi all'incirca. E sarà soleggiato anche sul Friuli Venezia Giulia, dove il tempo risulterà asciutto e stabile. Non sono infatti attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo si presenterà, come vediamo, sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 5 e 7 gradi,
massime sui 15-18 gradi all'incirca. Infine poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui contesto di ampio soleggiamento, la situazione dunque sarà la stessa con un cielo del tutto sereno. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime intorno ai 19 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.